Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Oggi sono qua e sono arrivata in questo che è il mio angolo delle erbe aromatiche perché sto realizzando il trito per i condimenti dei piatti che andrò a proporre in questo fine settimana. Infatti spesso si vedono i cuochi che camminano, annusano e io quasi li guardavo con un sorrisetto ironico, però in realtà anch'io prima di ritirarmi in cucina faccio una passeggiata all'esterno, approfittando appunto della giornata e del tempo che ci consente ancora di regalarci qualche attimo all'aperto. Però in realtà è per cercare le erbe che andranno a condire i nostri piatti e le nostre preparazioni. Infatti l'utilizzo delle erbe aromatiche anche nella cucina polesana è un fatto consolidato. Il famoso trito a base di aglio, rosmarino, e sale e pepe, oppure il trito che andrà a condire i nostri funghi, quindi prezzemolo, aglio e un po' di sale, rappresentano la base delle nostre preparazioni, che in questo fine settimana passano dagli antipasti a base di salumi classici proposti con la focaccia o con la pinza, oppure anche i nostri piatti a base di polenta abbinata al formaggio, ai funghi, oppure in abbonamento con le carni di questo fine settimana che saranno soprattutto carni di pollame. Infatti la mia anitra brasata ben si sposa con la polenta morbida e servita al cucchiaio. A completare i nostri menù poi ci sono i dolci della tradizione classica o i dolci di famiglia come la zuppa inglese, il salame di cioccolato o in questo periodo un dolce con la farina di castagne. Se siete curiosi di assaggiare le mie proposte del fine settimana, io vi invito a venirci a trovare e lo potrete fare sempre prenotando il vostro tavolo. Vi ricordo ancora che potete anche ricorrere all'utilizzo della prenotazione previa telefonata con i numeri di riferimento che potrete trovare tra le pagine del nostro sito o tra le pagine social dove noi siamo presenti. Per il momento io continuo a far lavorare il mio naso e vi aspetto. Ciao!